Preside, oggi comincia il nuovo anno scolastico all'Istituto Rita Levi Montalcini, che ricordiamo ha ben 8 plessi, quindi diciamo un'offerta didattica completa, vasta, nella sua integrità. Sì, oggi iniziamo con il primo giorno di scuola con l'accoglienza dei nuovi ragazzi che sono iscritti alle classi prime. Qui siamo al plesso centrale Federico II, io ho fatto il giro negli altri plessi, come diceva lei sono ben 8 plessi che si dislocano nella parte meridionale di Agrigento, Villaggio Peruzzo, San Leone, Via dei Fiumi, e devo dire che c'è stato un momento, anche se la giornata è stata poco clemente, però in realtà diciamo, abbiamo avuto tutto l'ingresso di nuove bambine, ai quali abbiamo regalato come un gadget il nostro cappellino, e quindi dico, stiamo iniziando nel miglior modo possibile. L'offerta è completa, scuola dell'infanzia, primaria, scuola secondaria. Sì, l'istituto comprensivo si articola in 3 settori: la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Quest'anno in più con i fondi del PNRR abbiamo creato dei nuovi laboratori, e quindi anche questo servirà per accrescere l'offerta formativa già abbastanza vasta del nostro istituto. Devo dire che le attività che poniamo in essere sono tantissime. A testimonianza di ciò è stata l'ulteriore premiazione che abbiamo avuto durante i mesi estivi nel premio Alessio di Giovanni per tutte queste attività che abbiamo svolto, quindi ci hanno onorato e premiato per queste notevoli attività svolte. Grazie anche all'organico che avete, un corpo docenti ben istruito con tanta esperienza. Sì, devo dire che sono onorato, orgoglioso di guidare un corpo docente estremamente valido, docenti estremamente professionisti e professionali. La quasi totalità sono docenti di ruolo, e quindi come tale non c'è questo accavallamento di diciamo, docenti precari. Questo comporta una didattica fondata sulle attività, sulle competenze, ma soprattutto fa sì che già sin dal primo giorno di scuola si può fare, i ragazzi hanno dei docenti a tempo pieno indeterminato. Avete avuto dei problemi circa l'organico, le nomine? Ma questo è dovuto chiaramente al ritardo della pubblicazione delle GPS, però ripeto, il nostro organico è quasi formato quasi da tutti i docenti di ruolo a tempo determinato, quindi non ci sono state grandi difficoltà. Siamo tutti al completo, quindi questa settimana faremo un orario, considerato le temperature, un po' ridotto, quindi da domani l'orario sarà dalle 8 alle 12 e se tutto va bene dalla prossima settimana andremo a pieno regime. Dagli obiettivi primari? Gli obiettivi primari per proseguire nel dare un'offerta sempre più ampia ai ragazzi, far capire loro che l'importanza della scuola come valore principale per la loro crescita formativa e sociale, e poi, ripeto, partecipare alle varie attività o iniziative che provengono dal mondo esterno.